microfoni dei vari partecipanti. Mi rivolgo alla regia. Allora, abbiamo delle rappresentanze istituzionali di assoluto rilievo dal governo con il sottosegretario Martella. Dobbiamo dare atto, come dico Lanti, che il sottosegretario non c'è stato passaggio in Parlamento e in Senato in cui non abbia avuto una parola, un riferimento al settore delle edicole. Quindi siamo consapevoli che il governo ci sta attenzionando con la massima precisione. Dobbiamo anche dare atto che questo governo rappresenta un unicum rispetto ai precedenti in termini di misure a sostegno delle edicole. Ovviamente nel corso di questo tavolo vedremo se è possibile trovare delle modalità per rafforzare gli interventi a tutela delle edicole. Sarà presente la Regione Veneto, sempre molto attenta alle piccole imprese e quindi anche al commercio e alle edicole. Sarà presente la dottoressa Luisa Luise. Per l'ANCI Veneto sarà presente Mario Conte. L'ANCI ha un ruolo propulsivo molto importante sulla rete di vendita, con un protocollo a livello nazionale. Da qualche anno abbiamo sviluppato delle forme di collaborazione e di rapporto con la pubblica amministrazione che stanno trasformando le edicole in punti di riferimento per i cittadini per ottenere servizi. Dopodiché avremo tutta la filiera della stampa, una filiera che in questi mesi, mi permetto di citare un passaggio di una risoluzione della Commissione Cultura alla Camera, riferendosi appunto alla filiera editoriale, ha statuito che questa filiera ha svolto un servizio informativo professionale che, oltre che a concorrere all'efficacia delle misure di contenimento del contagio, ha concretamente garantito l'esercizio dei diritti di libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione. Quindi una filiera importante che è qui rappresentata in maniera pressoché integrale. Buongiorno. Mi sentite, mi vedete? Buongiorno, c'è qualcuno? Dovete... Magari... Buongiorno. Buongiorno sottosegretario. Ci sente? Buongiorno sottosegretario. Sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Solo quale fosse la ragione di questa difficoltà tecnica, ma mi pare che adesso ci sentiamo e vediamo, giusto? Esattamente. Mi presento, sono Dario De Vito Franceschi, cercherò di coordinare i lavori di questo tavolo e di molto modestamente cercare di moderare la discussione. Stavo presentando tutti i componenti del tavolo appunto della filiera editoriale veneta. Peraltro avevo già fatto un passaggio sul governo e lo ribadisco brevemente. Avevo avuto il piacere di notare come il governo e in particolare lei sottosegretario in tutti i passaggi sia alla Camera che al Senato aveva sempre diciamo, avuto una parola di riferimento per quella che è la filiera editoriale, in particolare per quello che sono le problematiche connesse alle edicole e dobbiamo anche dare atto che questo governo, rappresentando un unicum rispetto ai precedenti, ha già varato misure di rilievo assoluto a sostegno della rete. Uno degli obiettivi però del tavolo della discussione di oggi è quello di valutare e vedere se ci sono possibilità di potenziare ulteriormente forme di sostegno e di efficientamento della filiera. Ritornando alla filiera, dicevamo è presente il presidente Riffe Sermonti per la FIEG. La FIEG è il vertice della filiera ed è l'interlocutore privilegiato con il quale gli edicolanti storicamente si confrontano per arrivare alla definizione degli accordi di categoria. È presente per la distribuzione nazionale sul presidente Rifeser, che è stato recentemente riconfermato. Mi permetto di aggiungere che ha sempre avuto una particolare attenzione per le edicole e per la vendita in edicola. Poi per la distribuzione nazionale è presente Piero Dagnoni, che è un esperto in materia, ha partecipato a tanti convegni internazionali sulla distribuzione. Da ultimo, circa un anno e mezzo fa, eravamo a Bruxelles proprio a discutere di distribuzione nazionale a livello europeo. È presente per la File
la Federazione Italiana Liberi Editori Samuele Bertuccio. Anche qui i piccoli editori hanno un rapporto privilegiato col territorio e vedono nelle edicole uno snodo fondamentale. Abbiamo poi, o dovremmo avere per la distribuzione locale, Fausto Rusolo, uno dei distributori locali che opera in Veneto, e infine, ultimo, ma non ultimo certamente per ordine di importanza, Monica Adolfatto, segretaria regionale sindacato giornalisti. Quindi io vi ho presentato, ora cedo la parola a Patrizio Bertini, il presidente della Confcommercio, per i saluti istituzionali. Scusate se intervengo, il presidente Bertin ha qualche problema di connessione che stiamo cercando di risolvere. Se possiamo intanto andare avanti un attimo con i lavori. Andiamo avanti con i lavori. Allora, il primo intervento è quello di Andrea Innocenti, presidente SNAG. Sul punto ovviamente parlerà di edicole. Le edicole sono l'ultimo anello della filiera, ma anche quello più vicino ai clienti, ai lettori, e quindi sono uno snodo fondamentale. Vi do solo un riferimento per introdurre la discussione. Chiedo scusa, ma ovviamente... Okay. Questo è l'andamento delle edicole attuali. Nel primo semestre del 2020 noi abbiamo avuto su base nazionale 1410 edicole in meno, e purtroppo, nonostante le forme di sostegno varate dal governo, nonostante il riconoscimento del nostro servizio di natura essenziale e nonostante il fatto che siamo rimasti aperti praticamente sempre in maniera continuativa, purtroppo pensiamo di perderne un altro migliaio fino alla fine del 2020. È un dato inquietante, bisogna, il compito di questo tavolo sarà anche verificare la possibilità di cercare di fermare questa caduta o di rendere meno verticale questa linea. Ora cedo la parola al presidente Innocenti per il suo intervento. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i partecipanti a questo evento. Un ringraziamento particolare va a Confcommercio Veneto e al suo presidente Patrizio Bertini, e anche a Massimo Zanon, ideatore di questo tavolo durante la sua presidenza. Pertanto, mi ripeto, grazie a tutti per la partecipazione. Entrando nel merito della discussione, purtroppo la crisi del Covid-19 è la più grande crisi che l'Italia moderna... Mi sentite? Mi sentite? Sì. Che l'Italia moderna ha dovuto fronteggiare in tempo di pace. Le edicole hanno svolto una funzione importante in questo periodo. Gli edicolanti sono sempre rimasti aperti, affrontando anche un pericolo per la propria salute, per permettere agli italiani di arrivare ai giornali e a una informazione di qualità. Le edicole hanno anche svolto un servizio per i cittadini, distribuendo, ad esempio, una delle cose che ha fatto più effetto, mascherine in varie regioni d'Italia. Questa crisi ci ha insegnato quindi l'importanza della nostra rete di vendita, sia in termini di accesso all'informazione, sia di fatturato da cartaceo, che di potenziali servizi aggiuntivi. È evidente che tutta la filiera ha sofferto le limitazioni alla circolazione per i vari lockdown
I fatturati delle edicole purtroppo sono scesi del 30% con punte del 70%. Nei primi mesi del 2020 hanno chiuso per sempre, come diceva l'avvocato Dario De Vito Franceschi, 1400 edicole con una media di 6-7 edicole al giorno. Se poi si va, e queste 6-7 edicole sono punti esclusivi, se poi andiamo a fare una valutazione anche dei punti non esclusivi, il totale delle edicole chiuse al giorno sono 8. Io qui faccio un inciso perché un anno e mezzo fa, 2 anni fa, fui tacciato di pessimista perché dicevo nel 2019 che al giorno chiudevano solamente 4 edicole. Sono stato un cattivo profeta perché le edicole sono diventate 8. Questa è una cosa che ci fa tremare i polsi, che fa venire brividi, perché se ogni giorno chiude 8 edicole, tra esclusivi e non esclusivi, mi domando che fine farà la nostra filiera. Se consideriamo anche sempre i non esclusivi, tra il 2019 e i primi 6 mesi del 2020 hanno chiuso per un totale di 2027 edicole. Anche qui ci sono motivi di forte preoccupazione. Il quadro è quindi drammatico, ma l'insegnamento che dobbiamo trarne è che questa filiera dell'informazione a mezzo stampa non può esistere senza edicole. Se durante l'emergenza Covid le edicole fossero rimaste chiuse, come tante altre attività, tutto il settore sarebbe morto. Per questo mi sento di ringraziare il governo che ha riconosciuto che le edicole svolgano un servizio essenziale. Ma per questo dobbiamo anche ringraziare gli edicolanti che a rischio della propria incolumità sono rimasti aperti per garantire il diritto all'informazione di tutti. Allora dobbiamo interrogarci su come rafforzare questa filiera e rilanciarla. Su questo tema abbiamo anche condiviso con tutte le associazioni degli edicolanti e con la FIEG stessa una serie di interventi urgenti per favorire la resilienza e la ripartenza della rete di vendita della stampa. Resilienza e ripartenza della rete delle edicole, queste devono essere le parole chiavi per un prossimo futuro, ma veramente prossimo. Per prima cosa devo dire che questo governo, come non era mai successo in passato, ha dato grande attenzione alle edicole, introducendo misure importantissime come il credito d'imposta a 4.000 euro e il bonus una tantum. Però bisogna continuare in questa direzione, e per continuare in questa direzione mi permetto di elencare alcuni punti. Rafforzare il credito d'imposta aumentando massimali, spese e fondi destinati. Creare un bonus edicola anche per il 2021 per garantire la capillarità della rete e sostenere economicamente le edicole, con particolare riguardo alle imprese giovanili e femminili e a quelle nelle zone che sono remote.
creare un voucher di tecnologia per le edicole per sostenere la digitalizzazione. Importante, un altro punto, è informatizzare la rete e consentire alle edicole di commercializzare altri beni per ampliare fonti di ricavi e recuperare la clientela che in questo periodo tutti i punti vendita hanno perso. Un altro punto è rafforzare il rapporto con le pubbliche amministrazioni e creare una rete su base nazionale. C'è per questo punto un accordo fatto sia da FIEG e sia anche dalle organizzazioni sindacali con ANCI per portare servizi pubblici sui punti vendita. Riqualificare i punti vendita con contributi a fondo perduto che permetta il rifacimento delle strutture e degli arredi. Il motivo perché SNAG ripete in continuazione sull'app 18 è motivato da dati certi. Io sono venuto a conoscenza di questi dati, ma un po' li sappiamo tutti. I giovani passano 4 ore al giorno sui social. Gli intervistati sbloccano lo smartphone in media 120 volte al giorno per andare sui social. Il 40% dichiara di perdere ore di sonno perché rimane connesso anche di notte. Sappiamo benissimo, la storia ci insegna che non si può fermare il progresso, ma questo non è progresso, ma dipendenza. Pertanto aiutiamoli a sostituire in parte queste ore che io considero buttate al vento, queste ore passate sullo smartphone, con una buona lettura a beneficio anche di un settore, ma anche a beneficio della cultura. Un altro motivo che lo SNAG ha sempre portato sia ai tavoli del governo sia ai tavoli anche della Federazione Italiana Editori è il motivo degli ultra 65enni. Riportiamoli a leggere senza difficoltà e mi rivolgo in particolare agli abitanti della cresta appenninica. Parte l'Appennino dalla pianura padana e va a rifinire in Sicilia, dove esistono località dove non esiste più niente, dallo sportello bancario allo sportello postale ai negozi multifunzionali, e sono attualmente anche privati, e sono anche privati dei giornali e riviste, in quanto alcuni distributori locali si rifiutano di portare i giornali in alcune zone, ma comunque popolose e piene di lettori. Io avrei finito il mio intervento, vi ringrazio per la vostra attenzione che mi avete dato e spero che questo tavolo possa riuscire a ottenere un qualche cosa di positivo per tutta la filiera, per i cittadini, per i lettori, e mi auguro di riportare in primo piano una buona lettura dei bei giornali e adesso ci metto come relatore.
io ho una voce nel mezzo, non so cosa, e pertanto vi ringrazio della vostra attenzione. Okay. Bene, ringraziamo il Presidente Innocenti per l'intervento. Diamo la parola al Presidente ANCI Veneto, Mario Conti. Preciso che l'ANCI a livello nazionale negli ultimi anni ha avuto un ruolo importante per promuovere un nuovo modello di edicola sul territorio, un'edicola multifunzionale, un'edicola al servizio del cittadino, un'edicola più moderna. Quindi vediamo se si può replicare questo modello anche e ampliare sul territorio questo modello. Buongiorno a tutti e grazie innanzitutto per l'invito a questo importante incontro. Saluto tutti gli intervenuti, gli ospiti, il sottosegretario per l'attenzione che oggi riserviamo a un mondo che è particolarmente importante, anche se purtroppo particolarmente in difficoltà, che è il mondo delle edicole. Io vorrei intanto evidenziare come l'edicola non sia solo un punto vendita di giornali, ma sia un punto di richiamo e di attenzione a livello sociale, un punto di riferimento nei territori. E credetemi, chi rappresenta le comunità a partire dal basso, quali sono i sindaci, sanno benissimo qual è il ruolo e l'importanza di avere le edicole nel nostro territorio. Come giustamente anticipava, io credo che ANCI Veneto, con l'accordo sottoscritto, col protocollo d'intesa sottoscritto con FIEG, abbia fatto davvero un passo in avanti importante, creando un modello a livello nazionale che deve accompagnare a un cambiamento non tanto nella forma ma soprattutto nei servizi che le edicole devono obbligatoriamente continuare ad offrire al nostro territorio. È un passaggio secondo noi necessario, doveroso e meritato francamente, perché in questo momento stanno subendo il cambiamento senza avere colpe, e quindi noi come comuni vogliamo ovviamente essere al fianco degli edicolanti e in un momento così complicato, dove però l'informazione è importantissima e la loro presenza, per capire quanto importante è, dobbiamo provare a immaginarci cosa sarebbe una città, un comune, un paesello senza l'edicola. Quindi con una grave limitazione nella diffusione dell'informazione corretta, perché ricordo che anche attraverso la carta stampata, i giornali e le edicole noi riusciamo a combattere un nemico che si chiama fake news, che purtroppo ormai galoppa attraverso strumenti tecnologici che stanno creando dei danni enormi. Quindi l'edicolante, il giornale, sono degli strumenti fondamentali per la crescita delle nostre comunità, e quindi noi dobbiamo e abbiamo il dovere a tutti i livelli, dal governo fino ai comuni, di accompagnare questo cambiamento, non di subirlo ma di accompagnarlo, e quindi ampliare la rete dei servizi che le edicole non solo i cittadini, ma anche i cittadini, quindi dal pagamento dei ticket alla prenotazione eventualmente delle visite mediche, perché la loro presenza capillare nelle città in più punti e nei quartieri, anche in questo caso in più punti, credo che sia una caratteristica che li rende davvero forti nelle loro potenzialità. Quindi alla prenotazione di visite mediche, spedizioni, recapiti di posta e tanti altri servizi che solo la loro presenza potrebbe garantire. Quindi noi ci siamo, nel senso che vogliamo tutelare quello che è un patrimonio molto importante. Dobbiamo avere la consapevolezza che questo cambiamento comporta degli investimenti anche importanti ma necessari, e quindi noi non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia e abbandonare un'intera categoria obbligandola a fare degli investimenti, ma qualora non fossero in grado di arrenderci alla loro chiusura. Questo non è accettabile, anche perché, come dicevo prima, è un cambiamento che loro in questo momento stanno subendo. Quindi noi, al di là di quello che i comuni hanno già messo in campo a livello di sgravi fiscali, di limitazione della tassa per esporre le notizie, la tassa sulla pubblicità, che però, diciamocelo,
sono briciole rispetto agli oneri che annualmente devono sostenere. Io credo che attraverso quel modello, quel protocollo che ANCI insieme a FIEG ha firmato, debba venire fuori un modello anche di sostegno economico che accompagni al cambiamento le edicole. Noi dobbiamo mutare il servizio, passare da punto vendita a punto servizi in modo organico, strutturale, perché, ripeto, per l'ultima volta, la presenza delle edicole è fondamentale per le nostre comunità. Quindi noi ci siamo, noi siamo qui per portare anche, come abbiamo già fatto, dei modelli innovativi e vincenti. Credo che la fase numero 2 di quel protocollo deve essere l'impegno economico, che però qui io, da rappresentante dei comuni, chiedo allo Stato, chiedo alla Regione, poi i comuni faranno sicuramente la loro parte, però non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia. Quindi io, nel ringraziare, soprattutto in un momento così delicato, così complicato, così difficile, dove la notizia è fondamentale per uscire da questa pandemia. Cioè, oggi i cittadini potranno, le nostre comunità unite alle istituzioni, potranno uscire da questa pandemia se c'è una diffusione della notizia in modo capillare, preciso e puntuale. E questo noi lo possiamo fare soltanto attraverso i giornali e le edicole. Quindi consapevoli dell'importanza di questa rete, l'impegno che io mi sento di prendere come comuni nei limiti delle nostre possibilità, ma che chiedo ai livelli superiori, è quello di accompagnare con investimenti il cambiamento dei servizi delle edicole, che è un cambiamento non necessario, assolutamente necessario e dovuto. E quindi io credo che anche un senso di gratitudine nei confronti di questa categoria ci spinga a prenderci questo obbligo morale nei loro confronti di accompagnarli da un punto di vista degli investimenti in questo cambiamento. Buongiorno, mi scuso per il ritardo, sono Bertin. Mi sentite? Sì. Sì. Mi scuso per il ritardo, mi sono appena collegato. Se posso portare i miei saluti. Niente, questo tema qui delle edicole è un tema che noi lo portiamo avanti da tempo. Stiamo arrivando molto tardi a discutere di questo problema, perché è un problema che si ripercuote ormai da anni, dall'evento del digitale ha portato un po' a leggere i giornali in maniera diversa, trascurando anche qual è il punto di riferimento, la socialità che esprime un'edicola. Un'edicola una volta era un punto di riferimento anche quando si andava per aprire un negozio, si guardava dov'era l'edicola, perché vuol dire che lì voleva dire che c'era un concentramento di persone che andavano a acquistare i giornali. Oggi si è svilito questo ruolo dell'edicola e dobbiamo assolutamente implementarlo facendo pressioni sia sui comuni per dare anche un ruolo, diciamo, più di servizi, come si diceva appunto, di dare un ruolo più importante all'edicola, e poi deve essere appunto la filiera deve essere sempre accompagnata e seguita, perché questo vorrebbe dire anche sburocratizzare tutto quello che magari i comuni possono alleggerire come lavoro e darlo all'edicola, in modo che l'edicola abbia anche un ruolo appunto di servizio importante. Quindi dobbiamo essere preparati per affrontare un periodo che questa pandemia ha messo assolutamente in rilevanza, il ruolo di tantissime attività che viene sminuito da tecnologie, nuovi sistemi, e questo non vuol dire che deve sparire, questo vuol dire che deve implementare un ruolo, deve cambiare, deve trasformarsi e deve essere competitiva anche nel mercato, perché se l'edicola non guadagna non può stare in piedi. Quindi bisogna inventare delle forme di
rielaborare proprio il metodo d'uso dell'edicola. L'edicola deve essere sì il punto di riferimento per i giornali, per la lettura, per i quotidiani, ma deve avere un ruolo anche più implementato, molto più ampio. Questo secondo me potrebbe essere un punto di riferimento e di partenza che noi dobbiamo fare pressioni con le istituzioni per rimettere in moto questa grande nostra diciamo peculiarità che è l'edicola. Gli sgravi possono essere un aiuto, ma sono un aiuto momentaneo, non sono diciamo la risoluzione di un problema che si porterà sempre più avanti in maniera pesante se non viene messo in atto qualcosa di subito velocemente, perché gli edicolanti stanno chiudendo le postazioni e quindi è una perdita importante per la nostra cultura. Dobbiamo assolutamente lavorare tutti insieme per cercare di dare forza e soprattutto anche può essere un lavoro anche di avvicinamento anche ai giovani che possono intraprendere questo lavoro, perché quando sono finiti quelli che attualmente gestiscono l'edicola muore veramente un comparto della nostra società importante. Dobbiamo anche affacciare i giovani, però dobbiamo dare anche l'opportunità di vivere facendo un lavoro dignitoso, facendo un lavoro che gli dia appunto la possibilità di guadagnare anche. Ecco perché bisogna implementarla in metodi e modi molto più ampliandoli e molto più anche concreti, in modo che non sia solo un punto di riferimento così casuale e anche a volte passato senza dare quel valore che veramente ha. Grazie. Grazie Presidente, la ringraziamo per le belle parole. Anche l'intervento dell'ANCI è di estremo interesse e sarà interessante ascoltare anche la prospettiva della Regione Veneto sul punto. Tuttavia devo sconvolgere un attimo la scaletta, perché sappiamo che il sottosegretario ha impegni alle 12 e quindi se siete d'accordo io darei direttamente la parola al sottosegretario per il suo intervento. Faccio solo una brevissima premessa proprio per ragionare sulla ripartenza della rete di vendita e sulla resilienza della rete di vendita. Tutte le organizzazioni degli edicolanti insieme a FIEG lo scorso mese di ottobre abbiamo congiuntamente indirizzato al governo una serie di idee, di proposte su come poter rilanciare la rete di vendita. Quindi nell'orizzonte che abbiamo nel medio e lungo periodo, quindi abbiamo di fronte a noi la legge finanziaria, i decreti ristoro, poi avremo il recovery fund, ecco, siamo curiosi e ovviamente molto interessati di sapere qual è il punto di vista del governo sulla rete di vendita. Prego, sottosegretario. Grazie, buongiorno a tutti. Mi scuso, io poi starò con voi fino alle 12 perché come sapevate ho un altro incontro su tutt'altra materia, ma ugualmente importante come quello che stiamo svolgendo e a cui non posso mancare. Però voglio ringraziarvi davvero per aver organizzato questa occasione di confronto, che è declinata anche in una chiave territoriale, ma che ci consente comunque di affrontare i ragionamenti nell'ambito delle competenze nazionali che mi sono riservate. Come voi sapete, penso che l'ascolto reciproco, la possibilità di confrontare ragioni diverse sia sempre utile per trarre degli spunti e per me l'ascolto rappresenta un metodo di lavoro e anche oggi negli interventi che ho sentito, a cominciare da quello del sindaco di Treviso, che sottoscrivo completamente, c'è un'ampia convergenza che mi dice che possiamo lavorare assieme su questo obiettivo così importante e magari anche insieme ad altri con un principio di leale collaborazione istituzionale che ci consente di far migliorare, speriamo, questo settore e questa intera filiera editoriale. E vorrei ringraziare la Confcommercio, il presidente Bertin che è intervenuto, Massimo Zanon che
mio amico da tempo, fin da quando eravamo ragazzi, e che ha ispirato un po' questo incontro, e che è sempre persona preziosa nel lavoro che svolge in Veneto e a Venezia, che come sapete è anche la realtà dalla quale io provengo. Grazie anche al Presidente Innocenti, che ho avuto modo di incontrare anche in altre occasioni, che ha avuto sempre una parola molto approfondita e di grande realismo sulla realtà che stiamo vivendo, cercando di individuare delle soluzioni e di dare un contributo perché queste soluzioni potessero essere realizzate. Come tutti quanti voi sapete, come è stato ricordato, diciamo, tutto il settore dell'editoria è un settore che già prima del Covid era in crisi, e che già prima del Covid ci siamo detti dobbiamo lavorare perché possa superare la crisi strutturale che sta attraversando da almeno una decina d'anni, come se dovessimo completare una traversata del deserto che metta le aziende in condizioni di poter sopravvivere, dare una prospettiva, che metta al passo coi tempi della rivoluzione digitale anche le politiche di sostegno che da parte del governo, delle istituzioni devono avvenire. Naturalmente l'emergenza coronavirus si è innestata su questa crisi e ha fatto ulteriori danni ai quali abbiamo cercato di rispondere sia nell'emergenza sia, come veniva ricordato adesso dall'avvocato De Vito Franceschi, anche pensando a quelli che potranno essere gli strumenti per il futuro. Il Presidente Innocenti ha ricordato nel suo intervento che nel primo DPCM a cavallo del mese di marzo, quello di marzo, il tema delle edicole era stato un tema cruciale, e io mi ero battuto in quel momento perché si potessero mantenere aperte, perché fossero considerate servizio essenziale. E ricordo che nella prima conferenza stampa del Premier Conte non aveva citato le edicole, pur essendo nel DPCM che io avevo sotto mano, avevo già visto, e in quel momento ho iniziato a ricevere molte telefonate, ce lo siamo detti forse già in qualche occasione con il Presidente Riffe Sermonti, da parte di editori, da parte dei direttori di giornali, chiedendo mai le edicole, perché tutti sapevamo che nel momento in cui fossero rimaste chiuse le edicole non avremmo potuto garantire la distribuzione dei giornali, e sarebbe saltata tutta la filiera perché mancava il terminale per poter vendere i giornali, distribuirli e fare in modo che tutta la filiera rimanesse in piedi. Naturalmente questo è stato possibile perché ci sono stati gli edicolanti, lo ha detto il Presidente Innocenti, che già svolgono un lavoro duro, con orari duri, e che già vivono una situazione di crisi, e che hanno vissuto la crisi e hanno continuato a svolgere il loro duro lavoro in una situazione di emergenza, perché anche distribuire i giornali, venderli in quel momento, anche adesso, ma in quel momento ancora di più perché eravamo meno preparati, significava dover rispettare tutta una serie di cautele e condizioni. E per questa ragione, dopo averne parlato con gli operatori del settore, anche con il Presidente Innocenti, che nella scorsa legge di bilancio abbiamo rafforzato il tax credit per le edicole, aprendolo anche ai canoni di locazione, era uno oltre che per il pagamento della tassazione locale, perché ritenevamo che questo fosse uno dei temi, quello dell'affitto, che incideva maggiormente sui costi, e quindi l'abbiamo ritenuto uno strumento utile. E come veniva ricordato, nel decreto Cura Italia, cioè nel primo decreto che ha affrontato l'emergenza, lo abbiamo ampliato, modificato, anzi l'abbiamo raddoppiato per un importo fino a 4.000 euro, prevedendo la detrazione di altre spese oltre a quelle già previste, comprese quelle di consegna dei giornali a domicilio. Lì ci eravamo posti il tema anche di questo, ne avevamo parlato con il Presidente Riffeser e con altri editori, e con naturalmente i rappresentanti del mondo delle edicole, ci eravamo posti il problema che in un momento come quello fosse
necessario anche garantire la consegna a domicilio e naturalmente in molti l'hanno fatto perché le persone stavano in casa, perché non tutti potevano uscire, per gli anziani era più difficile e quindi ritenevamo opportuno poter offrire anche un aiuto per quelle edicole che svolgevano anche questo servizio a domicilio. Abbiamo poi previsto nel decreto di agosto un bonus una tantum di 500 euro per i maggiori oneri collegati allo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria, come un riconoscimento, come diciamo un riconoscimento per quel discorso di gratitudine che ho fatto prima, che quindi ha dato la possibilità a coloro che ne hanno fatto richiesta, spero l'abbiano fatta in molti, di avere questo bonus una tantum di 500 euro che vediamo se in fase emendativa, in fase parlamentare possiamo anche ampliare per il corso del 2021. In Parlamento in questo momento sono in discussione vari decreti, il decreto ristori, la legge di bilancio e i relativi emendamenti al decreto ristori e alla legge di bilancio, e quindi penso di poter dire che un ulteriore miglioramento con l'introduzione di ulteriori misure di sostegno possa avvenire. Mi auguro che così possa determinarsi. In ogni caso nella legge di bilancio 2021 già ha fatto ingresso per scelta del governo, al di là del lavoro parlamentare, un ulteriore biennio di conferma del tax credit, quello a cui abbiamo fatto riferimento prima per le edicole, e abbiamo stanziato anche 25 milioni per sostenere la domanda di lettura delle famiglie a basso reddito. Prima il presidente Innocenti, il sindaco di Treviso hanno ricordato quanto sia importante che noi che ci siano le edicole come luoghi di socialità, come luoghi e hub di servizio e come in primo luogo, ovviamente voglio ricordare, come luoghi di vendita di prodotti editoriali, di giornali, con periodici e rivisti, garantendo l'universalità delle possibilità di vendita e quindi di acquisto per chi ci va, e quindi garantendo il pluralismo. E sappiamo quanto sia importante per la nostra società leggere i giornali, essere informati, combattere la disinformazione, che questo faceva riferimento prima qualcuno alle fake news che rischiano di essere un danno alla nostra diciamo al nostro tessuto sociale e anche sanitario in questo caso. E quindi abbiamo previsto questa voucher di 25 milioni per sostenere gli abbonamenti digitali, ma che possano anche essere acquistati utilizzati con l'acquisto in edicola, per dare un ulteriore strumento di sostegno alla domanda. Questa è una delle proposte che veniva anche dalla FIEG, poi ci ritornerò su questo, di sostegno alla domanda e di possibilità però di spesa di questo voucher anche non solo in maniera digitale ma anche per le edicole. Una misura che serve per promuovere la lettura. Nei prossimi giorni sulla RAI vedrete uno spot del Dipartimento dell'Informazione e dell'Editoria con una campagna che promuove la lettura di giornali, periodici, riviste e libri. Lo vedrete per un po' di giorni in vari orari. Questo vedrete delle immagini di edicole, di giornali, e questo a significare quanto dobbiamo lavorare anche per fare in modo che il nostro paese diventa un paese che legge di più, in cui tutti sono più informati, perché come molto spesso ci ricordiamo, una società informata è una società più libera e più democratica. Ma naturalmente, oltre al tema di cui vi ho detto e alle previsioni già
contenute nella legge di bilancio 2021, oltre ai miglioramenti che potranno avvenire in sede parlamentare, va rafforzato il profilo delle edicole come hub di servizi territoriali, consolidando attraverso l'ANCI le intese con i comuni e con le aziende sanitarie per l'erogazione di servizi anagrafici e di prenotazione delle prestazioni sanitarie. In questo senso è molto importante quello che sta facendo l'ANCI e il protocollo firmato, devo dire, da FIEG e da ANCI, il lavoro che si sta facendo nel territorio è proprio così, e dobbiamo fare in modo che le edicole siano un luogo di socialità, perché lo sono sempre state, di garanzia del pluralismo, per le ragioni che ho detto prima, di servizio, facendole diventare un luogo dove possono essere prenotati o erogati servizi anagrafici e anche di altra natura. Naturalmente tutto questo deve avvenire facilitando le condizioni degli edicolanti e quindi con delle politiche che devono proseguire. Io mi rendo conto che quelle che abbiamo fatto fino a qui sono importanti, ma non sono esaustive di tutto ciò che si potrà fare. Ringrazio per il riconoscimento, ma il riconoscimento lo interpreto anche come uno stimolo a fare di più, e in questo senso, per ridurre i costi per gli edicolanti e per diciamo ridurre i costi dei pagamenti digitali, abbiamo avviato, come sanno gli operatori, anche un confronto con le poste per ridurre i costi dei pagamenti digitali e per verificare dei meccanismi di premialità anche nell'ambito del cashless e del pagamento in contanti. Quindi diciamo un complesso di interventi che speriamo ci permetta di invertire, o se non di invertire, di determinare condizioni diverse per la vita delle edicole, perché anch'io mi rendo conto di quante siano le edicole che chiudono, di quante siano le realtà che non possono più resistere. Ho visto anche in questi giorni a Venezia, come sia opportuno fare in modo che da questa situazione di così grande difficoltà possano venire delle nuove opportunità. Ma alle nuove opportunità stiamo lavorando, perché ho detto che non solo ci dobbiamo occupare e ci stiamo occupando dell'emergenza, tutti i provvedimenti della legge di bilancio dal 2020 fino all'attuale a tutti i decreti emergenza hanno visto sempre un'attenzione a favore del mondo dell'editoria, a partire dal sostegno alle crisi aziendali, alle ristrutturazioni, con 370 milioni messi nei prossimi anni anche per pensionamenti di poligrafici e giornalisti, e oltre a tutta una serie di interventi a cui ho fatto riferimento per circa altri 200 milioni. Ma ora è necessario fare in modo che delle risorse possano venire anche dall'Europa. Grazie all'iniziativa del nostro Paese, con il Next Generation European Union sarà possibile avere delle nuove opportunità per il rilancio in ambito green, ma anche in ambito digitale, e non solo, in ambito di investimenti, in ambito di formazione. E noi abbiamo cercato di inserire dei progetti nell'ambito della digitalizzazione del Paese anche per il settore editoriale, con credo una rilevanza non solo in termini economici, adesso cercherò di dirlo, ma anche sul pluralismo e su ciò che è previsto anche dalla nostra Costituzione. Come sapete, sta andando avanti, sempre per stare ad un'iniziativa di rango europeo, il recepimento della direttiva su copyright per assicurare agli editori la giusta remunerazione per lo sfruttamento dei contenuti editoriali in rete. È stata già approvata dal governo, già approvata dal Senato, adesso è all'attenzione della Camera. Mi auguro che possa avvenire al più presto, e questa direttiva darà un quadro di certezze agli operatori del settore anche in riferimento agli over the top,
affinché vi sia un equilibrio dell'intera filiera editoriale. Vorrà dire che gli editori italiani, sulla base di questo decreto che che dovremmo fare dopo l'approvazione da parte del Senato, avranno degli indici, avranno delle certezze, delle regole per sedersi a un tavolo magari con gli over the top, per vedere finalmente riconosciuto il lavoro che fanno i contenuti editoriali, così come dovrà essere riconosciuto anche il lavoro dei giornalisti e il lavoro degli autori. Questo non è un aspetto secondario, così come in questo del copyright, così come in questi mesi abbiamo lavorato per affrontare un altro tema che colpisce anche le edicole, ovviamente, che è quello della pirateria, perché voi avete visto quanti canali di piattaforme negli ultimi mesi sono stati sequestrati. Questi canali di piattaforma diffondevano edizioni integrali dei giornali, e la pirateria diffonde tutta la filiera dell'informazione, dell'industria creativa. Quando vediamo chiudere un'edicola e abbassare la saracinesca, è inutile che non ci rendiamo conto che tutto questo dipende da una serie di condizioni generali, ma anche che la pirateria ha dato un decisivo colpo e ha avuto delle conseguenze negative. Ci siamo attivati quindi con Agicom, ci siamo attivati con il Parlamento facendo approvare nel decreto rilancio un apposito emendamento per combattere questo fenomeno, per dare all'Agicom maggiori poteri e per quindi intervenire su questo settore, come sapete, su questo fenomeno, e questo fenomeno ha già avuto qualche contraccolpo rispetto allo sviluppo che aveva avuto negli ultimi mesi, soprattutto nei mesi più duri della pandemia e del lockdown. Con il Recovery Fund, come dicevo, concludo il mio intervento, sono previste delle risorse a disposizione della ulteriore trasformazione tecnologica digitale delle imprese editoriali, con una serie di crediti d'imposta che abbiamo predisposto, modellati sui Transition 4.0, cioè facendo in modo che quei crediti d'imposta che hanno previste per le imprese manufatturiere possano essere previste anche per le imprese editoriali. Ci saranno delle risorse che in questo senso verranno anche quindi alle edicole. Abbiamo poi previsto una seconda parte di interventi per fare in modo di sostenere l'aggiornamento professionale e la formazione di quanti lavorano, di quanti possono già fare ingresso nel mondo del lavoro, mi riferisco ai giovani, con specializzazioni nell'ambito del digitale, cosa sempre più necessaria, come tutti sanno, per poter anche fare giornalismo in questo periodo. E in ultimo stiamo anche intervenendo per fare in modo di sostenere ulteriormente la domanda con incentivi agli abbonamenti digitali, anche come forma di contributo all'alfabetizzazione digitale del nostro paese. Quindi è un settore, questo di cui voi vi occupate, cruciale, fondamentale dal punto di vista strategico, economico, occupazionale e direi anche dal punto di vista del pluralismo e della qualità della nostra democrazia. È un settore con il quale che si sta trasformando, per questo è giusto che avere costantemente un confronto, cosa che io cerco sempre di fare. Naturalmente molte delle proposte che qui sono giunte potranno essere occasione di un ulteriore approfondimento. Quindi al di là delle cose che io ho detto, già previste nella legge di bilancio, altre con questa idea editoria 5.0 che si realizza tramite il Recovery Fund, ne potranno essere
potranno essere affrontate, e quindi io, come dire, condividendo il ruolo il potenziamento che dobbiamo cercare di dare alle edicole, vorrei darvi appuntamento ad un'altra occasione in cui sarà possibile da parte mia riprendere questo confronto e verificare appunto quello che stiamo facendo. È una sfida importante, penso che solo facendo squadra, stando insieme, lavorando per comuni obiettivi, si potrà vincere, e in ogni caso ce la metteremo tutta, e davvero penso che anche da voi possa venire un contributo importante, e per questo vi ringrazio. Sto ancora qualche minuto con voi e poi però già adesso vi saluto. Grazie. Grazie sottosegretario. Allora ringraziamo il sottosegretario per l'intervento, che mi sembra sia stato un intervento estremamente esaustivo. Ecco, mi permetto di osservare che nell'ambito del Recovery Fund sarebbe auspicabile anche sostenere la modernizzazione delle edicole, lo sviluppo delle edicole. È uno dei punti che insieme a FIEG abbiamo portato all'attenzione del governo. Sviluppare le edicole e permettere l'acquisizione di cosiddetti fattori abilitanti, come potrebbero essere dotarsi di dotazioni hardware moderne o di connessioni a banda larga, potrebbero portare a uno sviluppo tecnologico del punto vendita, che ovviamente necessita di... Questo nella parte dove abbiamo parlato di incentivi alla trasformazione tecnologica digitale, all'informatizzazione, è prevista anche questa cosa che per quanto riguarda le edicole. Questo è essenziale, ci fa piacere questa puntualizzazione, è essenziale per dare un futuro poi alla rete di vendita, perché ovviamente dovrà modernizzarsi. Ora passiamo alla Regione Veneto. Mi sembra che sia l'intervento del governo sia l'intervento dell'ANCI possano essere di stimolo per vedere a livello locale, a livello regionale, quale può essere l'intervento ipotizzabile a favore della rete di vendita. Diciamo che in astratto esistono 3 linee di intervento. Alcune regioni hanno già varato delle forme di sostegno per far fronte all'emergenza Covid, altre regioni stanno mettendo in campo dei programmi di sostegno allo sviluppo tecnologico. Ci sono poi anche altre regioni che hanno varato dei bandi per modernizzare le strutture, rifare gli arredi, informatizzarsi e così via. Quindi do la parola alla dottoressa Luisa Luise per vedere a livello regionale. Le rubo un secondo per mostrare l'andamento delle edicole nella regione Veneto. Grazie. Perché così possiamo comprendere esattamente. Ecco, però non capisco, scusate. Ecco, questo è l'andamento delle edicole nella regione Veneto. Abbiamo perso tra il 2018 e il primo semestre del 2020 il 16% dei punti vendita esclusivi che esistevano sul territorio. È una flessione estremamente rilevante. Considerate poi che si è passati da un'edicola ogni 4.000 abitanti a un'edicola ogni 5.000 abitanti. Considerando che la gran parte della popolazione del Veneto si trova in centri che non superano i 30.000 abitanti, c'è un problema di capillarità della rete e quindi di accesso all'informazione a mezzo stampa. Quindi cedo la parola alla dottoressa Luise. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Grazie. Allora, innanzitutto vi porto i saluti dell'assessore Marcato, che ha avuto un impegno all'ultimo minuto, ma ha mandato me a rappresentare quello che è il suo interesse e la sua sensibilità nei confronti di tutte le imprese del commercio, in particolare anche delle edicole, un settore che era già in crisi prima dell'emergenza Covid e che adesso drammaticamente si rivela appunto in tutta la sua gravità la difficoltà di queste imprese. È stato molto interessante sentire tutti gli interventi precedenti e quello che ho notato è un punto in comune tra tutti, cioè quello della necessità di rafforzare il concetto di polifunzionalità di queste imprese, delle edicole.
Questo concetto è un concetto che deve essere sicuramente recepito anche dalle regioni attraverso delle proprie azioni di politica attiva a sostegno di queste imprese. Innanzitutto volevo sottolineare che il contesto normativo per la disciplina dell'attività di vendita di giornali e riviste è un contesto nazionale, statale, recepito dalla Regione negli anni e da ultimo modificato dallo Stato nel 2017 con l'introduzione di una sostanziale liberalizzazione per l'esercizio dell'attività, sia che riguardi un'attività di punti vendita esclusivi, sia che riguardi un'attività di punti vendita non esclusivi, quindi con la possibilità di vendere oltre ai periodici e quotidiani anche altre merci. Questa sostanziale liberalizzazione è un enorme potenziale per rafforzare proprio quello che è il concetto di polifunzionalità dell'esercizio edicola. Questo concetto la Regione Veneto lo ha introdotto addirittura sul finire degli anni 90, con dei bandi dedicati proprio a far sì che nei centri più desertificati, centri montani all'epoca, ci fossero creati degli esercizi delle edicole che potessero comprendere non solo la vendita del quotidiano e della stampa, ma anche tutta una serie di altri servizi. Ora è importantissimo che questo concetto venga attualizzato da tutti gli esercizi attualmente in funzione nella Regione Veneto. Cosa fa la Regione per aiutare le edicole, nel senso proprio sostanziale del termine? Innanzitutto anche i finanziamenti che sono stati messi in campo negli anni precedenti sono rimasti aperti anche alle imprese col codice Ateco di vendita di giornali e quotidiani. Nell'ultimissimo periodo, quando c'è stata l'emergenza Covid, la Regione non ha potuto inserire nei propri bandi questo codice perché, come avete sottolineato, è stata un'attività considerata essenziale, quindi è rimasta aperta e di conseguenza non ha potuto essere inserita nei bandi destinati agli aiuti alle imprese che invece hanno dovuto chiudere a causa dell'emergenza. In ogni caso, però, la Regione sta studiando delle misure di politica attiva che servono a rivitalizzare il commercio, le imprese del commercio in tutto il territorio regionale e lo fa attraverso uno strumento che è quello dei distretti del commercio. I distretti del commercio sono aggregazioni di imprese e di territori che vengono finanziati dalla Regione, sono riconosciuti con norma regionale e è uno strumento di politica attiva che fa sì che le aziende si rafforzino nei legami con le pubbliche amministrazioni, in particolare come i comuni, che sono la pubblica amministrazione proprio più attiva e vicina al territorio. In questo caso si potrà pensare anche per le edicole che sono appunto un presidio per il cittadino, in quanto operano direttamente sul territorio, sono un elemento di vicinanza e di assoluta capillarità e diffusione nel territorio. Si potrà pensare sicuramente anche all'interno di questo bando distretti del commercio, che attualmente è finanziato e è in corso di svolgimento, si potrà immaginare di creare un'apposita linea proprio per consentire una premialità di sviluppo per queste imprese. Un'altra cosa che penso sia carino sottolineare è che in Veneto abbiamo un elenco regionale dei luoghi storici del commercio. Questo elenco regionale raccoglie tutte le attività commerciali che hanno una durata storica di oltre 40 anni. Alle imprese iscritte in questo elenco sono stati dedicati di recente anche dei finanziamenti ad hoc. Vi devo dire che ci sono anche 4 edicole iscritte in questo elenco dei luoghi storici e queste 4 edicole, 2 hanno sede nella città di Belluno, una a Venezia centro storico e una nella città di Montebelluna. Questo per la regione è un modo per rafforzare e coniugare la tradizione passata con quello che invece potrà essere un'innovazione futura anche di queste imprese.
che altro dire? Che sicuramente rappresenterò anche all'assessore quello che ho sentito finora e che sentirò negli interventi successivi, di modo che se ci potranno essere finanziamenti dedicati anche a questa categoria, sicuramente la Regione, e in particolare la struttura che rappresento, potrà sicuramente dare una mano anche concretamente al rafforzamento delle imprese, delle edicole. Niente, non mi sento di aggiungere altro, lascio la parola ai successivi relatori e ringrazio tutti. Grazie a Bene, lei. la ringrazio dottoressa Luise, mi sembra che ci sia in termini generali un'apertura da parte della Regione a valutare ipotesi di forme di sostegno per le edicole, così solo a beneficio dei membri del tavolo ricordo che in alcune regioni sono state fatte comunque delle forme di sostegno alle edicole nonostante fossero aperte, perché ovviamente abbiamo sofferto una riduzione di fatturato sensibile, soprattutto le edicole posizionate nei centri storici hanno cali di fatturato importanti. Adesso per esempio la regione Lombardia ne sta varando in queste ore una forma di sostegno, ha fatto la stessa cosa la regione Emilia Romagna, abbiamo altri esempi in Calabria e in Sicilia, quindi sono ipotizzabili delle forme di sostegno alle edicole nonostante siano rimaste aperte. Poi si apre nel 2021 si apre il tema dei POR, no? Dei finanziamenti europei su base regionale, e lì magari si può trovare uno spazio per lo sviluppo tecnologico delle edicole, che è un elemento essenziale poi per proiettare le edicole nel futuro e per dare alle edicole un futuro, e a tutti i loro clienti, che poi sono i nostri lettori, sono i lettori della stampa. Quindi sarebbe auspicabile una concertazione magari con l'ANCI, che mi è sembrata molto propositiva, con le associazioni di categoria e con la FIEG su questo tema, per proseguire quello che è stato detto e che mi sembra di buon auspicio. E ciò detto, e nel ringraziare ancora la Regione Veneto, cediamo adesso la parola al Presidente FIEG Andrea Riffeser. Mi permetto di anticipare l'intervento del Presidente, al quale chiedo scusa, gli rubo qualche secondo ancora, per far vedere qualche dato assolutamente importante per il nostro punto di vista. Ecco, questi sono gli ultimi dati pubblicati dall'Agcom in termini di vendita dei quotidiani. Vediamo una perdita tra giugno 2019 e giugno 2020 del 29% e addirittura una perdita da giugno 2016 a giugno 2020 del 47%. Ma il dato che anche significativo che emerge è che il digitale, cioè la vendita di copie cosiddette replica, ha un valore assolutamente marginale rispetto al cartaceo, ma addirittura nello spazio temporale giugno 2016-giugno 2020 è addirittura in flessione del 21%. Noi, io mi metto, come ho detto in premessa, sono consulente legale dello SNAG e quindi per me la carta, il giornale è fatto di carta. Ecco, mi permetto di segnalare questi dati per far notare che ancora oggi, se vediamo i ricavi diffusionali dei quotidiani, sono per il 91% dal cartaceo e per il 9% del digitale. Questo quadro non cambierà nel 2023 secondo le stime, perché passeremo a un rapporto 9:1, quindi non molto diverso dall'attuale. E chiudo per dare uno spunto al Presidente Riffeser con un altro dato che ci dà l'Agcom sull'andamento dei prezzi dei quotidiani e dei periodici, dove l'Italia è fanalino di coda negli aumenti di prezzo negli ultimi 5 anni. Dato che tutti i membri della filiera di base lavorano a percentuale, cioè tutti noi guadagniamo sulla base del prezzo di vendita dei quotidiani, ecco, è significativo che in Italia i prezzi negli ultimi anni siano variati del 5% contro una media europea del 17%, e addirittura se prendiamo la variazione
negli ultimi 10 anni abbiamo una media europea del 43%. Ecco, sono temi che magari il Presidente potrà sviluppare. Quindi do la parola al Presidente Rifeser, prego. Buongiorno a tutti, grazie infinite. Gli interventi sono stati molto interessanti e mi associo completamente. Vorrei fare, prima di commentare questi dati che lei mi ha fatto vedere, io vorrei dire qualcos'altro per quanto riguarda le edicole. Cioè noi dobbiamo pensare in grande e non bastano, credo, dei sussidi agli edicolanti di 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro. Non cambia nulla. Noi dobbiamo pensare che una volta avevamo, io mi ricordo, vendavamo, credo circa 15 anni fa, 8 milioni di copie, col record quando c'era anche il presidente Giovannini, avevamo avuto 7 milioni e 2, 8 milioni di copie vendute al giorno. Adesso siamo 1 milione e 2, quindi vuol dire che al giorno ci sono circa 6 milioni di persone che non vanno più all'edicola. Il mondo è cambiato, la mentalità del lettore è cambiata, o lo leggono al bar o non vanno più all'edicola. Allora, non è questione solo di riportare tutti all'edicola. Ben venga l'accordo con l'ANCI e con il sottosegretario Martella, abbiamo dato una scossa e l'ANCI sta dando veramente degli ottimi risultati e la collaborazione deve ancora essere intensificata. Però dobbiamo rilevare che la gente ormai sta a casa e vi spiego perché ci sono dei giornali che hanno gli abbonamenti come il Dolomiten in Giappone, in tutti i giornali che sono per abbonamenti, non hanno avuto il crollo totale rispetto ai paesi tradizionali che avevano i chioschi. Quindi la gente cosa vuol dire? Si è abituata a prendere Amazon, a comprare attraverso Amazon e avere tutto a casa, perché a casa ti arriva tutto. Allora io dico, l'edicolante deve trasformarsi e io ho 3 punti in cui io vorrei sensibilizzare questo. L'edicola deve, 1, dobbiamo prendere con i recovery funds, rifare tutte le edicole. Noi non possiamo presentarci al lettore dove voi girate per qualsiasi città, ci sono delle edicole, poverette, che sono vecchie, arrugginite, disordinate, fanno vedere che il prodotto ormai è obsoleto. Cioè voi pensate se al supermercato i prodotti della Barilla o i prodotti dei biscotti fossero presentati su dei bancali che sono vecchi, arrugginiti, eccetera. Quindi la prima cosa da fare è salire sul carro dei recovery funds e dire abbiamo da investire per rifare 8.000 edicole, ma bisogna rifarle completamente nuove, digitali, con gli schermi televisivi che potrà recuperare la pubblicità sui lati, magari con la macchinetta del caffè di fianco che costa meno invece di andare al bar, pagare 1,20 euro il caffè e leggere il giornale gratis, magari avere i servizi igienici dietro nell'edicola. Quindi il modello va cambiato, quindi noi dobbiamo chiedere al governo di fare uno sforzo per dire se questo il settore è strategico, l'edicola è strategica, bisogna inserirla nel contesto dei comuni e dargli anche degli altri servizi. Quindi bisogna purtroppo rifare completamente i manufatti, una cosa che è venuta fuori anche con gli interventi precedenti, però dobbiamo farlo alla grande, cioè non possiamo pensare di rifare un manufatto, bisogna fare un manufatto perché la gente poi dopo possa essere interessata poi veramente a tornare in edicola. Quindi il primo punto è rifare i manufatti, perché aumentare solo il percentuale degli editori dell'1%, dello 0,5%, non risolve il problema all'edicolante. Noi dobbiamo risolvere il problema che la gente deve tornare in edicola anche per altri servizi, ma nello stesso momento noi dobbiamo essere pronti a dire con delle agevolazioni anche salariali, di dire all'edicolante tu devi consegnare a casa, perché la gente vuole il prodotto a casa. Quindi bisogna che noi, come abbiamo fatto per la pandemia, molti hanno consegnato a casa, bisogna che il governo agevoli anche il modo che l'edicolante possa avere un ragazzo in più e deve consegnare a casa. Il rapporto deve essere che io ti porto a casa e poi tu vieni a trovarmi, perché se no non andiamo da nessuna parte, perché purtroppo la gente ha l'abitudine a non muoversi più. D'altronde le edicole, per trovare le edicole, io la mattina sono un fautore delle edicole, io alle 6 vado sempre dall'edicolante, per anni, per 30 anni sono andato all'edicola anche alle 4 di mattina. Però quando tu non trovi un'edicola aperta e fai 6 chilometri come al mare
e non riesci e prendi la benzina e spendi 4 euro di benzina per comprare un giornale di 1,20 euro, vuol dire che qualcosa non va. Quindi dobbiamo riorganizzare tutto, dare valore agli edicolanti, ma mettergli in mano uno strumento che sia un strumento moderno, che facciamo vedere che il prodotto non è desueso, perché se no la gente dice: ma i giornali, se voi leggete su Facebook i commenti dei giornali, ma chi li legge più? Sono vecchi, sono obsoleti. Ma non è vero niente. È chiaro che il giornale su un online è sicuramente, anche per la FIEG, stiamo facendo un grossissimo incremento di traffico sull'online, però la gente, molta gente della carta la vuole ancora, però non pensiamo che tornano 7 milioni di persone alle edicole, quindi cerchiamo di avvicinarci, perché gli esempi del Dolomiten, di altri paesi che sono abituati all'abbonamento cartaceo a casa, non l'hanno cancellato l'abbonamento, quindi vuol dire che il mezzo non è in discussione, il discussione è il modo in cui noi cerchiamo di arrivare all'utente finale. Quindi questo era il mio intervento, quindi chiedere al governo che con i recovery fund si faccia un progetto per le edicole, ma di decine di milioni, non di 1 milione. Qui bisogna rifare 8.000 edicole. Quanto costa rifare 8.000 edicole? E il governo deve inserire in questa edicola anche dei servizi essenziali per la vita del cittadino. Quindi questo era il mio intervento. L'ultima cosa per quanto riguarda le vendite purtroppo le ho accennate, sappiamo benissimo che continueranno a calare, ma caleranno soltanto. Noi abbiamo avuto anche in questo recovery fund delle medie, qui l'anno scorso abbiamo passato le vendite, abbiamo avuto dei giorni dove c'era visto un segno più, quindi come editore mi sono anche rallegrato, però sono solo 3 giorni. Quando esce il DPCM del signor Conte, tutti vanno in edicola perché devono informarsi, quindi vuol dire che una base di lettori c'è ancora, bisogna cercare di nuovo di catturarla, e quindi sicuramente l'edicolante è il nostro punto di riferimento. Grazie. Grazie a lei. Io non ho sentito nulla. Grazie Presidente, volevo ringraziarla, sicuramente condivisibile l'idea di procedere a un ammodernamento dei chioschi, ci sono anche degli esempi, ad esempio a Parigi sono stati rifatti tutti i chioschi della città. Personalmente ho qualche perplessità in più sulla consegna a domicilio, perché gli edicolanti insomma dovrebbero diventare dei fattorini, ma comunque è una proposta che lei legittimamente può ovviamente proporre. Cediamo quindi la parola a Piero Dagnoni, che è amministratore delegato della Sodip SPA, il più grande distributore indipendente che abbiamo in Italia, per fare il punto della situazione in termini di diffusione della carta stampata in Italia. Ringrazio a tutti e mi complimento per gli interventi. Riparto un po' dall'elogio che ho fatto all'inizio della filiera, che dicevo è stata la migliore di tutte quelle di cui c'è visibilità per efficienza e per abnegazione dei singoli punti vendita, anche per efficienza della macchina locale, della macchina logistica. Direi che sui numeri le cose sono state dette, e anche sui rimedi con diverse visioni siamo tutti d'accordo sulla necessità del cambiamento. L'unica cosa che vorrei dire è la necessità in questo cambiamento di mantenere centrale il ruolo della carta stampata. Mi spiego: una bottega che faccia solo certificati, consegni e pacchetti onestamente non apre nessuno e è molto difficile da immaginare. Quindi bisogna mantenere il ruolo, che questo sia un punto dove arrivi e magari, come diceva il Presidente Rifesen, riparta per il vicinato la carta stampata, non obbligando l'edicolante a fare il fattorino, ma magari facendo sì che si possa permettere un fattorino, che è un modo anche dignitoso per un giovane per iniziare una carriera. È vero che in questo caso ci vogliono margini, ci vogliono che vengano inizialmente dagli aiuti e poi
e poi dal commercio. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando si rifaranno le edicole, cosa da cui non si può prescindere, bisogna che nel rifacimento si tenga presente la funzione di vendere carta stampata. Una volta si diceva che il successo dell'edicola era dovuto da vetri puliti, luci accese, sorriso. Allora i vetri puliti e le luci accese oggi sono degli schermi che comunicano. Il sorriso era inteso la conoscenza dei propri clienti. Allora anche tramite le nuove tecnologie, anche tramite i social, si può fare in modo che l'edicolante sia in contatto con i suoi clienti di vicinato, che magari arrivino lì certi di trovare l'adeguata fornitura, quindi trasmissioni di dati eccetera che consentano la giusta assegnazione, o addirittura di prenotare delle cose che probabilmente sarebbe difficile distribuire a pioggia, ma che se il pubblico sa che può prenotare dal suo edicolante di fiducia e averle da lui e solo da lui, potrebbero diventare una nicchia molto, molto interessante. Direi che questo per me è un po' tutto, ossia non voglio disprezzare assolutamente l'introduzione dei servizi, che è fondamentale. L'importante è che si vendano servizi a tutti quelli che vengono a comprare la carta stampata, ma che si venda anche la carta stampata a tutti quelli nuovi che verranno a comprare servizi. Ossia, la vera scommessa è l'incrocio dei due pubblici. Vi ringrazio. Grazie a lei. Grazie a lei. Allora, è ovvio che questi interventi sono molto interessanti. Mi permetto di segnalare però, Presidente, le do subito la parola. Mi permetto di segnalare una cosa, che quando noi proponiamo di ampliare i beni e servizi in edicola, lo facciamo nella prospettiva che il nostro main business rimane la carta stampata. Però è evidente che se troviamo una fonte alternativa di reddito, riusciamo a far stare in equilibrio imprese specializzate nella vendita della stampa che altrimenti non riuscirebbero a essere in equilibrio. Peraltro ci sono studi fatti ad esempio durante la sperimentazione in Francia che dimostrano come aprire il punto vendita alla vendita di prodotti e servizi diversi dal settore editoriale determini globalmente un aumento della clientela del 6%, un aumento del fatturato del 10% e una riduzione nella vendita della stampa inferiore a quella di punti vendita tradizionali che non hanno i servizi aggiunti. Pertanto sembra un modello vincente quello di aprire le edicole ad altro, il che non vuol dire trasformare l'edicola in dei bazar, vuol dire consentire all'edicola di vendere principalmente giornali e in aggiunta a ciò altri servizi e altri beni. E qui serve anche una spinta di liberalizzazione, in particolare sull'utilizzo del suolo pubblico, perché io sul suolo pubblico ho delle possibilità di redditività in termini di pubblicità, utilizzo di display, come diceva il presidente Rifeser, che mi permettono di recuperare margini per poi continuare a vendere giornali. Ma chiedo scusa, non voglio essere frainteso, assolutamente concordo con lei. Tra l'altro noi abbiamo una grossa esperienza. Nel momento in cui la ricarica telefonica si comprava in edicola, con un giro d'affari, un buon margine per gli edicolanti, milionario, si erano visti in edicola persone che poi purtroppo non si sono più viste e che d'impulso sicuramente compravano qualcosa. Quindi questo sviluppo sicuramente lo condivido, ma la centralità deve essere quella che poi attira e finanzia anche lo sviluppo. Tutto il digitale fino adesso è stato finanziato dalla carta, adesso comincia a essere un po' diverso, ma era quello il mio appello, non assolutamente a ostacolare ogni sviluppo di servizi che sono tutti benvenuti. Sembra che volesse intervenire il presidente Rifeser, prego. No, volevo dire, ma concordo, non ho mica detto che gli edicolanti devono fare i fattorini, assolutamente ho detto che il governo deve dare della forza lavoro nuovo per poter aiutare gli edicolanti a fare anche questo servizio, assolutamente, lungi da me da pensare che gli edicolanti hanno una formazione e devono fare il loro lavoro, ma devono essere supportati probabilmente da giovani che la mattina magari fanno la consegna
ma questo per stabilire di nuovo un rapporto con gli edicolanti, col pubblico, con i lettori, anche perché se abbiamo perso 7 milioni di persone che una volta andavano all'edicola ci sarà una ragione, quindi dobbiamo analizzare che gli usi, i costumi della gente cambiano e noi dobbiamo adeguarci. Quindi volevo scusarmi perché mi devo disconnettere e grazie infinite perché è stata molto interessante e ci vedremo presto. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Bene, nel ringraziare sia il Presidente Riffiser sia Piero Danioni per i loro interventi. Proseguiamo dando la parola a Samuele Bertuccio, vicepresidente FILE. La FILE è un'associazione che raggruppa moltissimi editori di dimensioni un po' più contenute, un po' più piccoli, ma liberi editori che hanno un rapporto privilegiato col territorio e quindi vedono nelle edicole con tutta evidenza un nodo fondamentale per la diffusione del loro prodotto. Prego, vicepresidente, prego. Buongiorno, grazie a tutti, anche l'invito. Come ha detto bene lei, rappresenta diverse decine di testate in tutto il territorio, ma anche nel quadro di editori di quotidiani locali, puri editori puri, quindi che direttamente fanno impresa, spesso in cooperative anche di giornalisti, come tra l'altro anche la società dove io opero, e operano su territori provinciali. Quindi l'essenzialità dei noi giornali locali e il rapporto che abbiamo con le edicole, tante cose insomma sono state chiaramente dai precedenti interventi, anche gli ultimi del Presidente della FIEG, sui quali mi dispiace tra l'altro che non ci sia, diciamo, non ci troviamo su tutto, insomma, nel senso che per esempio lei ha proiettato bene dei dati diciamo sulla diffusione, sui dati di vendita della diffusione prospettici, ed è vero, nei momenti di prima ondata di crisi, di pandemia di questo territorio abbiamo visto degli incrementi dei più, non solo dei piccoli giorni, ma anche per periodi un po' prolungati. Quindi forse andrebbe analizzato anche bene questo comportamento degli usi della gente, cioè in un periodo di restrizione, di chiusura, dove solo le edicole erano aperte, ci vogliamo mettere che magari qualcuno per sport usciva e andava su un'edicola, possiamo anche prevederlo, ma in realtà in quei momenti abbiamo visto dei segni positivi, insomma, nonostante si potevano, diciamo, restare tranquillamente nel divano di casa, consultare il web, i social, i giornali online o le edizioni digitali, come si dicono, le copie replicate. Quindi vuol dire, questo fenomeno a me è parso un po' strano, insomma, che avevo un po' approfondito. Tutto sommato non è vero, quindi nel momento in cui semmai andrà focalizzato sul fatto che le attività commerciali e i bar erano chiusi. Su questo magari dovremmo farci una riflessione. Quindi l'unica possibilità, non voglio analizzare quel momento diciamo storico, diciamo mondiale, ma l'unica possibilità di accedere all'informazione era, se non attraverso il digitale e il web, era attraverso l'edicola. Quindi andando a piedi, spendendo anche 3 euro di benzina, andare in edicola e comprare il giornale. Non i giornali locali, ma è stato confermato anche da Riffiser su alcune testate nazionali, c'è stato un incremento delle vendite. Quindi una riflessione su questo bisogna farla. È vero, sono schizzati anche gli accessi, le utenze e le letture dei giornali digitali in questo momento, questo è vero, non proporzionalmente all'andamento in cui lei ci aveva fatto, il dottor Franceschi, sì, ci aveva fatto vedere in quello schermo. Quindi noi riteniamo che l'edicola sia un punto fondamentale e sia essenziale alla diffusione del nostro prodotto. Cioè il nostro prodotto, una volta che è uscito il file dalle redazioni e arriva al centro stampa ed è trasportato dai distributori, arriva nelle edicole, e quindi noi riteniamo che abbiamo una responsabilità di occuparci che questo giornale poi sia venduto in quelle edicole, ci siano le edicole soprattutto che lo possono vendere. Il dramma dei giornali locali, e molto probabilmente questa sensibilità, io dico, diciamo, da parte degli editori locali, è che un'edicola che chiude spesso in territori provinciali è l'edicola di quel comune, cioè spesso e volentieri, cioè i piccoli comuni. Veneto è pieno di piccoli comuni, il Veneto è pieno di comuni dove c'è solo un'edicola, magari ce n'erano 2, la seconda che chiude
Mi sembra sia una previsione abbastanza purtroppo realistica, come ci aveva prima spiegato il Presidente Innocenti, no? Addirittura siamo a 8, no? Media al giorno, significa che un comune è sprovvisto totalmente di un'edicola. Quindi è essenziale l'editoria in sé. Mi dispiace che non ci sia neanche il sottosegretario Martella, perché la vedo difficile, insomma, che arrivino decine di milioni di euro per poter arrivare a un sistema distributivo nelle edicole. E qua ho capito chiaramente, condivido l'intervento di Lizio su questo, che gli edicolanti si possano strutturare avendo la possibilità di fare le consegne domicilio, non dire fare i fattorini, ma avere le disponibilità, le risorse per poter fare anche delle consegne a domicilio. Molte edicole lo fanno nei comuni, chiaramente si sono inventate, ci mettono la moglie, la nonna, il ragazzo, la mamma, o addirittura tengono l'edicola perché con la bicicletta alla mattina presto li vediamo spesso, no? Incrociamo, vanno a fare le consegne, ma questo, diciamo, non può, deve diventare organico, bisogna dare le disponibilità, ecco, e che non possono arrivare però, questo è l'altro elemento un po' preoccupante, che il reddito delle edicole, ahimè, questo l'abbiamo mai imparato, non può più arrivare dalla filiera della stampa, filiera, diciamo, editoriale, perché avendo perso quasi 7 milioni di lettori, è evidente che non potendo ritornare a quei numeri, non può essere solo la filiera editoriale a sostenere questo importante e fondamentale canale distributivo. Come non lo possono essere alternativi, lei, dottor Franceschi, ha detto alternativi, io credo siano integrativi, nel senso, altri servizi, no, sono, non voglio dire palliativi, perché sennò non è corretto, non sono palliativi, sono integrativi, anche la macchinetta del caffè, se serve, ma sono integrativi, diciamo, a un sistema, diciamo, di sostegno che deve essere centrale, che è la filiera dell'editoria. La filiera dell'editoria però per il reddito che sta dando, per i ricavi, non solo per l'euro 20 e l'euro 50, poi tutto è vero, certo che la percentuale su 1,20 è 1,50, è chiaro che fanno la differenza di 0,5 e 0,10, ma non solo la filiera già, quindi un intervento importante dello Stato governativo è necessario, insomma, oltre a quello che già si sta facendo, insomma, che molto probabilmente, anzi sicuramente non è sufficiente per rendere possibile la sopravvivenza di un tessuto importante. Poi qui manca sempre il dottor Rifeser, per anni ci mettiamo dentro anche noi, ma un po' ci togliamo fuori, abbiamo sempre pensato che quando ho iniziato a fare questo lavoro gli edicolanti erano classificati dei privilegiati nei tavoli in cui andavo 20 anni fa, insomma, ero giovane, ascoltavo, gli edicolanti erano i privilegiati, e si è pensato anche per anni che dovevano esserci anche altri punti di distribuzione. Parlo dei punti non esclusivi, dei punti sperimentali, che, voglio dire, per quanto riguarda la mia esperienza locale, sono stati quasi, dico dei fallimenti, ma quasi, insomma. Mi faceva notare dal nostro ufficio studi e la nostra area di diffusione che nell'emergenza i punti sperimentali sono quelli che hanno venduto di meno, cioè la gente andava al supermercato nella grande distribuzione per fare la spesa, non per comprare il quotidiano. Nonostante c'era all'entrata tu hai il tuo dispenser, e quindi anche aver lavorato per anni sulla liberalizzazione in tal senso, che ritengo positiva, cioè più mercato c'è meglio è, però diciamo forse dovevamo pensare anche un po' prima a quello che sarebbe successo poi alla filiera delle edicole. I punti sperimentali non sono la soluzione alla diffusione dei quotidiani, insomma. I punti sperimentali ce li hanno chiusi, quindi io credo che l'edicola per noi rimane centrale, però l'altro elemento importante è che non è sostenibile solamente dalla sola filiera editoriale, insomma. Comunque il mercato si è effettivamente ridotto, insomma. Quindi dal punto di vista di lettori, insomma. Quindi credo che l'intervento dello Stato debba essere un po' più significativo, insomma, la modernizzazione della digitalizzazione delle rivendite, sicuramente
fondamentale. Anche noi editori, noi per primi non lo abbiamo fatto, abbiamo cercato di stimolare più la vendita sulle edicole rispetto alle copie digitali. Noi abbiamo un sistema digitale di consultazione delle copie, una copia costa €1, al di là degli abbonamenti progressivi. Bisogna pensare che non possiamo anche sviluppare degli abbonamenti digitali, e qua mi riferisco anche ai grandi editori, dove con €4 tu hai un abbonamento annuale a un quotidiano. Questo lo ritengo, voglio dire, uso un termine errato, ma ovviamente non voglio fare veramente punti in tasca agli altri editori, ma avere la possibilità di accedere a un quotidiano a pochissimi centesimi, chiaramente lo ritengo un errore se poi vogliamo incentivare le vendite in edicola. Quindi una riflessione, diciamo, un po' complessiva del sistema ce la dobbiamo fare, e quindi questi tavoli sono importanti, poterli condurre, diciamo, anche un po' fino alla fine per scambiarci tutte le riflessioni, insomma. Poi noi siamo anche sempre stati, gli accordi sono sempre nazionali, FIEG e le associazioni di categoria. I piccoli editori subiscono, nel bene e nel male, quelli che sono gli accordi nazionali. Noi siamo anche per un rapporto intermediazione diretta, anche premiale rispetto diciamo all'edicola finale. Cioè, se vendi di più ti riconosco di più, ti riconosco di meno, ti posso anche modificare, diciamo, quelle che sono le quote. Su questo speriamo che inizi anche un percorso, magari questo tavolo, e ringrazio la SNAG regionale, nazionale, con la quale sono venuto in contatto. Qua voglio anche, diciamo così, esprimere questo ringraziamento per questo episodio, perché nei confronti della lotta alla pirateria, che faceva riferimento il sottosegretario, non c'è solo la periferia nazionale con i sequestri da parte della finanza, ma sul copyright abbiamo anche, solo i giornali locali magari se ne accorgono, le sensibilità locali, abbiamo anche i gruppi social Facebook nei comuni che nascono e pubblicano i nostri giornali interi. Sembrano banali, ma con migliaia di iscritti che leggono quotidianamente. La conoscenza con SNAG arriva addirittura, avendo scovato in un comune disperso del Veneto, con 2 gruppi che pubblicavano tutti i giorni le pagine, i PDF completi del nostro quotidiano, a scapito delle copie in edicola. Voglio dire, non è pirateria, abbiamo dovuto far intervenire il nostro avvocato, visto che c'è un amministratore di dominio, cioè non è che c'è un amministratore della pagina, e abbiamo fatto intervenire l'avvocato che è scusato, e questi gruppi sono stati chiusi. Vi posso confermare che in quel comune, perché io ho la possibilità, perché abbiamo un giornale piccolo, ho verificato, in quel comune abbiamo duplicato le vendite. Un piccolo comune di 7.000 abitanti, per aver fatto chiudere 2 gruppi, non Google o 2 gruppi. Quindi devo dire, ecco, è chiaro che non è che Bertuccio si può mettere a fare il setaccio dei 150 comuni della mia provincia o di tutto il Veneto. Il sistema deve essere quindi, diciamo, generalizzato, insomma, e questo è copyright, insomma. Cioè, un punto è il taglio stampa, un punto che mi è personale. Spesso addirittura le fotografie del giornale, non necessariamente la parte digitale. Diciamo, tante altre cose sono state dette che condivido, diciamo, dai precedenti interventi, e ringrazio per l'occasione, sperando, e faccio riferimento anche a SNAG nazionale, che possa essere anche un'occasione per iniziare a incontrarci anche su tavoli poi nazionali, perché poi io sono veneto, ma i nostri giornali sono circa una 50ina di associati, sono tutto il territorio, e le problematiche sono le stesse. Un altro dato, prima di chiudere, che volevo dare, è sempre per la centralità della stampa, e qua ringrazio il dottor Danioni che su questo ha focalizzato, ma voi venditori lo sapete, e sono i giornali locali in particolar modo che reggono ancora quei dati di vendita nazionale. Questo è un altro elemento sul quale dobbiamo diciamo fare attenzione, insomma. Non sono gli associati nostri, sono anche gli associati di piedi, sono molti gruppi editoriali.
sempre più concentrati, che hanno i giornali locali, e ben lo sanno, sono quelli che in particolar modo danno la redditività ai gruppi, agli editori, e in particolar modo tengono, diciamo, aperte anche le rivendite, non sufficientemente, questo è evidente, se no non chiuderebbero 8 edicole al giorno. Scusate, mi sono dilungato, grazie. Bene, la ringraziamo. La ringrazio, e ci sarà senz'altro motivo di un incontro, di un altro confronto per affrontare le nostre e le vostre disagi del settore, perché penalizzati noi, ma penalizzati anche voi. Bene, La ringrazio, Presidente. Grazie. Grazie mille. La ringrazio per l'intervento, molto interessante. Ho avuto modo di apprezzare particolarmente l'autocritica sulla critica, non dire esattezza, autocritica sulla sperimentazione e la critica sulla politica di prezzo di alcune edizioni digitali. È vero, i dati che cosa ci dicono? I dati Audipress, per esempio, ci dicono che in Veneto, tra i primi 6 quotidiani, se togliamo il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport, sono tutti quotidiani locali, cioè l'Arena, il Gazzettino, il Giornale di Vicenza, il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso. Quindi l'editoria locale è importantissima nella regione, nel Veneto in particolare, e il problema della desertificazione dei punti vendita è un problema reale. Con quella flessione di numeri, con quella flessione di edicole che abbiamo, il 16%, è ovvio che ci sono comuni che rimangono sforniti del servizio. E qui si pone anche il problema a volte ci sono i problemi di nieghi di fornitura da parte dei distributori locali. È un tema molto spinoso, ma l'amministrazione può fare dei controlli, può garantire il rispetto della legge, può garantire che non ci siano forme di abuso o di abuso di posizione dominante, chiamiamola così, e comunque bisognerebbe lavorare per sostenere le edicole nei piccoli comuni, soprattutto allora quando diventino l'unico punto vendita del territorio del comune, ad esempio con criteri premiali, istituendo dei contributi che permettano a quel punto vendita di continuare ad esistere, a svolgere la sua funzione sociale e informativa anche quando i parametri economici non gli permetterebbero di esistere, perché non c'è la redditività sufficiente per mantenere aperto un punto vendita dedicato alla stampa. In questo penso che la Regione e l'ANCI possano fare molto. Ecco. Quindi chiudiamo questo tavolo dando la parola a segretario regionale Sindacato Giornalisti Monica Adolfatto. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Intanto ringrazio per l'invito e porto il saluto del mio presidente Giuseppe Giulietti, che sapete tutti che anche lui è veneto e quindi ha incaricato me, essendo della stessa regione, per rappresentare la federazione. Anch'io sono molto soddisfatta degli interventi, sono stata veramente colpita anche dalla qualità e dalla anche, come dire, dalla profondità anche dei temi toccati. Mi dispiace che non ci sia più Martella, che anche è molto vicino anche a noi giornalisti, e anche il presidente della FIAG, che come sapete è la nostra principale controparte, non solo lui. Io non mi permetto di entrare nella questione delle edicole, perché io sono abituata a parlare delle cose che conosco bene. Io conosco bene il mio lavoro e conosco bene le problematiche del mio lavoro. Allora, io sono d'accordissima sul fatto che l'edicola è anche un punto di socialità, è imprescindibile nei paesi soprattutto montani, e noi ne abbiamo molti, di solito è anche l'unico presidio dove fare comunità. E è giustissimo la modernizzazione dell'edicola, il presidente Riffes ha puntato molto su questo rifacimento di look,
però io punto sulla qualità del prodotto che deve vendere l'edicola, per cui la carta stampata deve avere un motivo per essere venduta, per cui questo continuo diciamo agire sulla leva, e questo ovviamente mi rivolgo alla Federazione Italiana Editori, del taglio del costo del lavoro. Questo continuo sfruttamento del lavoro precario non aiuta certamente a quella informazione di qualità cui giustamente faceva riferimento anche il sindaco di Treviso, che è l'unico argine anche alla fake news e l'unica arma che noi abbiamo per dare credibilità al prodotto cartaceo. Sono perfettamente anche d'accordo con l'intervento dell'amico Samuele, che ci conosciamo per altre questioni, ma che il digitale non può cannibalizzare il prodotto cartaceo, quindi ovvio che noi non possiamo fermare il progresso, non possiamo assolutamente metterci contro l'evoluzione che è in atto, l'uso dei social, dei media digitali, però possiamo fare in modo di diversificare. Allora, il prodotto carta è un prodotto che costa tantissimo, perché cercare una notizia, verificarla, fare le inchieste costa tantissimo, anche la rete distributiva e anche la diffusione capillare rappresentata dalle edicole, e ognuno di noi in questa squadra, perché a me piace fare il lavoro di squadra nella distinzione dei ruoli e però senza prenderci in giro, ognuno di noi deve avere, ognuno dei soggetti deve avere il proprio tornaconto, perché altrimenti non sta in piedi nulla. Quindi ben venga l'aiuto del governo, che deve essere strutturale e non a spot, però dobbiamo rivedere tutto il sistema alla luce dei ruoli che ognuno di noi devono svolgere. Per quanto riguarda i giornalisti, il prodotto deve assolutamente essere di qualità, e non può essere di qualità nel momento in cui l'informazione, per la stragrande maggioranza, è affidata a poggia sul lavoro precario. D'altronde anche la Regione Veneto lo sa benissimo. Noi 2 anni fa abbiamo anche incontrato il presidente Zaia, ponendo il problema di che non ci può essere libertà di informazione o qualità di informazione quando un singolo pezzo viene pagato dai 7 massimo 15 euro. Quindi questo non è che io voglio spostare il discorso, voglio solo dire che giustamente, come ha detto anche Dainoni, il core business deve rimanere la carta stampata, però dobbiamo fare un profondo ragionamento sul prodotto carta stampata. Grazie. Grazie a lei. Mi sembra un intervento senz'altro condivisibile. Mi permetto di aggiungere che anche il prezzo del prodotto deve essere coerente con la qualità del prodotto, perché le statistiche sull'aumento del prezzo in Europa dei prodotti quotidiani e periodici rispetto al nostro andamento lascia quantomeno un punto di domanda, ecco, se queste politiche di prezzo aggressive poi vadano veramente a premiare il settore. Do la parola però a Samuele Bertuccio, che mi sembra volesse replicare brevemente. Sì, molto brevemente all'amica Monica, ringrazio per le parole. Io credo che oltre al discorso dell'equo compenso, ma insomma credo che lei l'abbia anche detto benissimo, il prodotto è anche, diciamo, fatto anche da parte dei giornalisti, insomma c'è un'analisi da fatta del prodotto anche da parte, diciamo, che poi le strutture, le nostre strutture editoriali sono complesse, insomma articolate, insomma i collaboratori sono un anello su territori fondamentali, poi i giornali locali, il termine collaboratore giornalista è legato a molte forme, dal pensionato allo studente, insomma, quindi non stiamo parlando spesso del giornalista professionista, quindi vedere è un'analisi del prodotto va fatta complessiva. Non credo sia la qualità legata sicuramente a quanto paga un pezzo, ma anche a un lavoro che poi di struttura non era una critica, era solo per fare, diciamo, un ragionamento complessivo. Volevo dire sul prezzo, noi siamo sempre stati che una cosa non possa essere regalata,
per me 1,20 € è pochissimo, non so se 1,50 € sia sufficiente e sia il prezzo giusto di un quotidiano. Noi siamo senza nazionale e siamo a 1,20 €, con in seno la volontà di fare un aumento del prezzo di copertina, nonostante tutto, ma ci frena, e qua voglio dire, questo però è realistica, ci frena il fatto che comunque diventeremmo sulla piazza il quotidiano locale più costoso, perché quindi voglio dire, perché abbiamo concorrenza di quotidiani nazionali che sono 1,20 €, quindi c'è questo rischio imprenditoriale che ti porta a pensare, no, ti porta a frenare, insomma. Quindi torno al fatto che non solo la parte digitale, anche la parte carta, ci sono delle politiche diciamo tra di noi diciamo diverse, insomma. Ecco, noi lo faremo anche domani un aumento del prezzo di copertina, ma abbiamo un problema che altre testate, poi siamo nel Veneto, non è che sono molte le testate, Monica lo sa, ci tengono tappati perché hanno un prezzo diciamo basso e non ci permettono di fare. Non ce lo permettono a noi perché abbiamo il rischio di perdere lettori, se ci troviamo con un prodotto che manca del nazionale, no, pensando che il nazionale sia una carenza, ma non è così, insomma, perché poi alla fine noi siamo l'esempio di un giornale che non ha nazionale, diciamo localmente vende molte copie. Scusate la ulteriore intromissione. Ringraziamo per la precisazione e chiedo di sapere magari dalla regia se può intervenire anche Rusolo della CDL, distributore locale, oppure se possiamo chiudere i lavori. Allora, vedo che Rusolo è in collegamento audio, non ha la webcam attivata ma è in collegamento audio, quindi volendo potrebbe fare un intervento audio. Prego, se vuole intervenire. Ci ascoltate? Sì, non sentiamo. Noi vi ringraziamo. Fausto da poco è dovuto andare via, abbiamo ascoltato con interesse, quindi grazie a tutti, e sono stati tutti temi interessanti che condividiamo, e vi porto il saluto di Fausto che è andato via. Io sono Francesco Carrino, grazie a tutti. Grazie a voi. Allora possiamo chiudere i lavori di questo tavolo con un auspicio che visti i toni particolarmente costruttivi e le proposte di assoluto interesse che sono state effettuate in questa mattinata, che questo tavolo possa essere l'inizio di forme di concertazione sia endogene all'interno della filiera tra i vari anelli per trovare delle soluzioni che possano poi portare in base all'obiettivo qual è? Quello di vendere di più, di diffondere di più il prodotto, e anche endogene con le istituzioni per vedere quali sono le criticità e quali sono le possibilità di intervento. C'è molto da fare, si può fare molto, noi come edicole non ci sentiamo cabine del telefono, come alcuni ci hanno detto, e non ci sentiamo neanche cavalli prima della rivoluzione industriale. O agli albori della rivoluzione industriale, ci sentiamo operatori commerciali che vogliono rimanere sul mercato e che possono rimanere sul mercato. Vi ringrazio a tutti, chiudo con un ringraziamento particolare a Michele Schiavinato che in questi giorni ha lavorato veramente tantissimo per rendere possibile questo incontro. Il merito sotto il profilo organizzativo è in grandissima parte sua e quindi lo ringrazio personalmente. Anch'io ringrazio. Grazie. Ringrazio tutti i tecnici di Confcommercio Veneto. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Altrettanto. Alla prossima allora, arrivederci. Alla prossima. Arrivederci. Grazie. Luisa, buongiorno. Arrivederci a tutti. Grazie.